Ben ritrovati cari telespettatori. Allora, puntiamo l'attenzione sulle pensioni, quindi su tutti coloro che sono pensionati, non pensionandi, ma pensionati, e ricordiamo, ma questa volta entriamo anche nel dettaglio con i nostri ospiti, quanto sia importante far controllare bene al sindacato la propria posizione pensionistica, la propria pensione. Perché? Perché ci sono tantissime variabili. Lo abbiamo sempre ripetuto, anzi il sindacato Spicigelle lo ripete sempre, ma questa volta vi facciamo capire anche concretamente di cosa stiamo parlando, i famosi diritti inespressi. Allora, Massimo Cestaro, segretario Spicigelle Veneto, grazie di essere qui con noi, peraltro nel comitato INPS, per cui addentrissimo a queste questioni. Silvia Bresolin, segretaria Spicigelle di Treviso, grazie anche a lei. Buongiorno. E Pier Giorgio Carrera del Dipartimento Previdenza Spicigelle di Venezia, grazie. Buongiorno anche a lei. Allora, periodicamente noi arriviamo a questo punto, però io come sempre dico, sembra quasi incredibile, perché parlando con tante persone tutti danno per assodato che l'INPS fa le cose giuste, cioè se sa che tu sei quella persona e quel codice fiscale eccetera, quei diritti ti spettano e c'hai tutto, ma non è così, voi continuate a scoprire di tutto e di più. Sì, intanto buongiorno a tutti. Li abbiamo chiamati già da qualche anno diritti inespressi, perché sono quei diritti che molto spesso il pensionato non sa di avere. Cioè bisogna chiedere, cioè in quel senso bisogna chiederle. In realtà diciamo non è tanto un errato comportamento dell'INPS. No, infatti, assolutamente. Per carità, in alcuni casi può anche esserci l'errore, una procedura eccetera. Ma non è che noi diamo tutto per automatico, pensiamo che tutto ci venga dato, invece esatto. No. Invece ci sono diritti che la persona non sa di avere. Per cui appunto sono importanti trasmissioni come queste e vi ringraziamo, perché è importante dire alle persone che è necessario che la loro pensione venga verificata. I casi li vedremo dopo, ma possono essere reversibilità, possono essere maggiorazioni, possono essere n casi, e li vediamo dopo, rispetto ai quali la persona è convinta o pensa o non ci pensa di averlo quel diritto, e in molti casi diciamo la conclusione positiva dell'iniziativa che viene fatta come sindacato porta nelle tasche del pensionato cifre a volte ragguardevoli. Perché in moltissimi casi, diciamo, c'è l'azione che può fare il sindacato che recupera retroattivamente fino a 5 anni di quel determinato trattamento economico che non è stato corrisposto, e quindi diciamo c'è un recupero importante dal punto di vista, diciamo, del pregresso, ma anche il consolidamento di un trattamento economico pensionistico maggiore rispetto a quello precedente. Allora sono importanti trasmissioni come queste, perché stiamo parlando di situazioni, di casi in cui le persone non sanno di avere quel diritto, e quindi noi stiamo dicendo in tutti i modi possibili e immaginabili: guardate, controllatevi la vostra pensione, perché possono esserci situazioni nelle quali vi spettano dei trattamenti economici che non pensavate minimamente di avere. Tra l'altro, vedendo qua la vostra slide, diritti e prestazioni che possono sorgere, questa è la cosa anche rilevante, in un momento successivo alla liquidazione della pensione. Certo. Per cui magari una persona che ci sta seguendo da poco è andato in pensione, è passato un annetto o due, qualcosa è cambiato nella sua situazione, pensa che comunque quello gli spetti, invece no, può subentrare un qualcosa di diverso, vero? Esatto, quindi insomma sono n casi. Adesso, prima, dopo e durante. Sì, sono n casi, in cui tra l'altro adesso insomma succede qualche volta che i casi siano complicatissimi.
chiacchieravamo prima, pensiamo alle reversibilità, ecco, diciamo lì servirebbe anche una normativa INPS un po' più chiara su questo aspetto, perché diciamo non c'è più la famiglia di qualche anno fa, ci sono le famiglie e quindi capita che ci sono delle reversibilità, che possa andare la prima moglie, la seconda moglie o il primo marito, il secondo, quindi insomma un po' di cose complicate da questo punto di vista, e poi la cosa che stiamo dicendo a tutti, siccome l'INPS sta sempre più, diciamo, informatizzando anche il rapporto con i pensionati, quindi riducendo il rapporto con la persona, ma attraverso le applicazioni e via dicendo, anche qua un punto di attenzione, cioè va benissimo che l'INPS sviluppi anche, diciamo, le proprie piattaforme tecnologiche, però stiamo parlando di pensionati, in molti casi pensionati molto su di età, e quindi anche qua, diciamo, non sempre hanno la capacità di gestirsi un rapporto informatico con l'INPS, quindi a maggior ragione è bene che le persone vengano nelle nostre sedi. Ma ripeto, sarà interessante vedere i casi, perché sono emblematici e non stiamo parlando di pochi casi, ecco. E tenendo conto che sono persone che si sono rivolti al sindacato di pensionati, alle nostre sedi, e per i quali poi la cosa è stata affrontata e risolta, ma ci chiediamo quanti ce ne siano in giro che per N ragioni decidono di non, o pensano che non sia il caso, insomma, di fare approfondimenti, e ci rimettono dei soldi. Ripeto, non stiamo parlando di errori dell'INPS, no, infatti, che da qualche parte possono anche succedere, insomma, però stiamo parlando di una cosa diversa, e cioè stiamo parlando di un diritto che tu hai ma che non sai di avere. Diritti inespressi. E quindi appunto abbiamo chiamato diritti inespressi, e che ti vengono riconosciuti solo nel momento in cui li chiedi. Certo, infatti questo è fondamentale. Allora, tra le cose che si possono recuperare, qua vediamo la slide anche, ci dice l'integrazione al trattamento minimo, per cui magari alcuni hanno diritto al trattamento minimo, ma c'è anche un'integrazione che può essere possibile. Poi la maggiorazione sociale della pensione e l'incremento, l'importo aggiuntivo dell'assegno pensionistico, la 14ª mensilità e l'assegno al nucleo familiare. Questi sono poi i grandi colossi, chiamiamoli così, che si possono recuperare, giusto? Sì. Esatto. Perfetto. Allora guardate bene, memorizzate queste cose, fateci una foto col cellulare sopra, così dopo, andando nelle sedi, per esempio dalla segretaria Bresolin, quindi a Treviso, ma potrebbe essere in qualsiasi altra location della nostra regione o a livello anche nazionale, perché voi agite a questo punto anche a livello nazionale, quindi chi ci segue anche da altre parti. Vediamo di affrontare tutte queste situazioni. Avete presentato dei casi: riconoscimento, maggiorazione sociale su invalidità civile. Prego. Buongiorno a tutti. Allora, questo caso è il caso di una signora che è pensionata in quanto aveva un problema di salute, quindi con una pensione di invalidità civile, percepiva già da tanti anni questa prestazione, ma a un certo punto scopriamo che cosa? Che la signora poteva aver diritto anche a una maggiorazione, quello che noi chiamiamo maggiorazione sociale. Questa maggiorazione sociale viene assegnata alla persona che è invalida, ovviamente non superando un determinato limite di reddito. Allora, la situazione che lei sta descrivendo è, se voi guardate, è in alto a sinistra. Perfetto. Quello è il caso. Perfetto. Sì, allora questa signora era titolare di questa, lo vediamo lì nella slide, di un assegno di 454 euro, e ad un certo punto nel 2020 la signora poteva aver diritto a una maggiorazione che non ha mai chiesto. Perché? Perché pensava di non averne diritto, perché non sapeva qual era il limite di reddito da non superare per aver diritto a questa maggiorazione, e quindi noi, dopo che la signora è venuta a chiederci informazioni per altre cose, tra l'altro, verificando il suo importo di pensione, abbiamo visto che la signora stessa poteva aver diritto a questa maggiorazione. Quindi abbiamo fatto una domanda, abbiamo presentato una
cosiddetta ricostituzione della sua pensione, abbiamo dichiarato tutti i redditi per gli anni indietro e siamo riusciti a far ottenere alla signora un importo di pensione non più di 400, diciamo nel 2023 499 euro, ma di 696 euro. Quindi di 196,91 euro al mese in più ogni mese. Esattamente, ogni mese, e non di meno è riuscita anche la signora a recuperare 6.700 euro di arretrati. Quindi le sono arrivati in blocco questi soldi. Esattamente. Tra l'altro la maggiorazione sociale è una maggiorazione, lo dice stesso, che è sociale, quindi non è tassabile, quindi non viene neanche applicato l'IRPEF, quindi quei soldi che vediamo lì scritti sono stati percepiti al netto della signora, portata in tasca 6.700 euro più 196 euro al mese per tutti i mesi, per tutto il periodo della sua vita futura, il che secondo me insomma non è così indifferente. Assolutamente la signora no. Tra l'altro titolare di una pensione di invalidità civile vuol dire che ha un problema di salute non indifferente chiaramente, e questo è riuscita a portare un aiuto concreto a questa famiglia, non solo alla signora ma anche a tutta la sua famiglia. Certo, quindi questo è un esempio eclatante di cosa siete riusciti a fare. È uno degli esempi, dei tanti esempi, perché ce ne sono veramente tantissimi, infatti. Tanto veniamo così, però facendo questi casi le persone si rendono conto, ma si rendono conto anche di un'altra cosa, che a volte andando in pensione magari con un po' prima per varie ragioni, anche quei 30 euro in meno moltiplicati per n mesi che poi arrivano a 200 e rotti eccetera, quando incomincia ad avere un problema di salute, vero Carrer, possono pesare sul corrispettivo totale. Assolutamente. E voi dite sempre, fate bene i calcoli e valutate bene in proiezione, non nel momento in cui andate in pensione che siete belli freschi, certo. Cioè freschi, sì. Sì. Rispetto a chi raggiunge i 100 e passa certo, ma bisogna frequentemente fare delle valutazioni perché cambiano le condizioni, aumentano gli anni, e molti di questi aspetti sono legati all'età, quindi passando da 65 anni a 70 anni c'è una condizione diversa, oppure l'invalidità, se è inferiore a una certa quota ha un effetto, se è superiore, se è al 100% ha un altro effetto, certo. Quindi bisogna monitorare giorno per giorno la situazione. Caso secondo, riconoscimento, maggiorazione sociale su assegno sociale. Ci spieghi la situazione, e nella slide è in alto a sinistra, quella è la situazione, sì. Prego. Sì, ecco, qui è sempre maggiorazione sociale come abbiamo visto nel caso precedente, però è riferita a un assegno sociale. La signora è una signora sola, separata, percepisce dal marito un assegno di mantenimento di circa 250 euro e aveva un assegno sociale di 280 euro nel 17, è venuta da noi nel 22, abbiamo fatto una verifica e abbiamo detto signora, doveva venire anche prima perché lei spetta sicuramente con quel reddito che ha la maggiorazione sociale, e infatti abbiamo fatto la ricostituzione all'INPS dichiarando i redditi, quindi anche l'assegno di mantenimento del marito, però pur con quello non superava il limite di reddito e quindi ha avuto diritto a circa 190 euro al mese per 5 anni, perché in questo caso si può chiedere gli arretrati non prescritti, quindi 5 anni. Quindi ha portato lei, a casa una bella cifra. Lei che aveva prima una pensione nel 2022 quando all'INPS ha pagato di 295 euro praticamente, è andata a 484 euro. Va detto che essendo maggiorazione sociale non sono neanche tassati, quindi sono praticamente al netto, e ha avuto di arretrati per i 5 anni precedenti 10.890 euro. Quindi le sono entrati subito 10.890 certo, euro. Quindi, e ogni mese 190, quasi 200 euro in più. E quindi se lei non avesse fatto niente avrebbe preso preso 294 euro. E invece così quasi il doppio. Quasi il doppio con tutti gli arretrati per i 5 anni, quindi che non è poca la signora cosa. Passa spesso a trovarci naturalmente con cioccolatini per ringraziarvi che li ha investiti in cioccolata. Le volevo chiedere, la maggiorazione sociale, noi ne abbiamo già parlato in passato e ce l'hanno chiesta prima di andare in pubblicità, che cos'è? È una prestazione assistenziale che viene data proprio su redditi
propri o nel caso in cui ci sia il coniuge, che sono al di sotto di certi livelli bisogna chiederla di reddito, e bisogna assolutamente chiederla, è fondamentale. e si può, quando si chiede, come nel caso della signora, si possono chiedere anche gli arretrati, perché questo è importante. il diritto era scattato ben prima di 5 anni prima, però ha percepito solo i 5 anni, perché sennò si prescrive, quindi anche qua si prescrive prima, dopo quanto? Dopo 5 anni, quindi prima si fa controllare la pensione meglio è, perché altrimenti si perdono dei periodi che vanno poi prescritti. Attenzione, 5 anni si perdono, avete visto che sono soldi anche con cifre basse. Si può anche fare una comunicazione all'istituto relativa al caso che interrompe la decorrenza dei termini. Ecco, bravissimo, quindi c'è l'interruzione, perché la prescrizione si può interrompere, però bisogna fare un'istanza, una domanda precisa. Quindi andate al sindacato, controllate bene, il sindacato vi supporta, lo SPCGL, anche nel fare questa domanda, questa interruzione, almeno bloccate il tutto per poi ottenere la cifra che vi spetta. Insomma, quando parliamo di migliaia di euro non è poca cosa. Andiamo in pubblicità, sempre qualche secondo. Canale 19 vi aspetto, perché abbiamo tanti altri casi interessanti, insomma seguiteli, perché non si sa mai che qualcuno di voi possa venire un'illuminazione che magari rientra in qualcuno di questi o potrebbe rientrare. Tra poco. Allora, stiamo facendo i vari casi di diritti inespressi, cioè tutti quei diritti che sono diritti però vanno richiesti, e quando si parla di soldi per pensioni che magari non sono così svettanti per gli importi diventa molto importante. Torniamo alla nostra segretaria di Venezia Bresolin, leggiamo prima un messaggio. Ringrazio lo SPI di Treviso per avermi fatto recuperare oltre 50 euro al mese sulla mia pensione, ho 74 anni e grazie, sono Anna di Castelfranco. Quindi vi ringrazio, dai, insomma, una bella soddisfazione, grazie signora Anna di averci scritto. Segretaria Bresolin, a lei l'altro caso, abbiamo una situazione di una pensionata, sempre donna, tutte donne sono quelle più attive. In questo caso sì, di nuovo. Allora, questa signora qui parliamo di un caso di mancato pagamento di 14esima. La 14esima è una mensilità in più che spetta sulle persone che hanno già compiuto 64 anni di età e che hanno una pensione mensile poco superiore ai 1.100 euro. Di solito, ecco, questa è una prestazione che viene erogata con un automatismo da parte dell'INPS. La signora nello specifico aveva avuto diritto a questa pensione, ma poi un anno ha ripreso a lavorare, quindi aveva avuto un altro reddito, il che gli ha fatto perdere il diritto a questo 14esima, quindi l'INPS non l'ha più erogata. La signora non l'ha più chiesta, è venuta da noi appunto per farsi verificare se poteva aver diritto a qualcosa in più rispetto al pagamento della sua pensione, e noi abbiamo visto che quel reddito che aveva fatto mancare il diritto alla 14esima non c'era più, e non c'era più già da 5 anni, e quindi, dichiarando e sempre presentando all'INPS una richiesta, abbiamo ripristinato il pagamento della 14esima e recuperato i 5 anni indietro. Quindi la signora si è portata a casa quei 546 euro in più di quella mensilità che viene pagata a luglio. Qui c'è una mensilità all'anno, non c'è un importo maggiore ogni mese. Li ha recuperati per gli ultimi 5 anni. Poi questo importo non è uguale per tutti, perché se qualcuno prende la 14esima potrebbe anche dirmi ma io prendo di più, prendo di meno. Ecco, la 14esima non è uguale per tutti, perché dipende anche dal numero di contributi versati, dalla tipologia di contributi versati, se sono da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, quindi ci sono delle variabili, e dal reddito che una persona ha. L'importo quindi si adegua alla situazione personale. No, infatti uno non ci va a pensare, però se viene sospesa l'erogazione della 14esima pensa che poi di non averne più diritto. No, invece in automatico poi non viene ripreso. La prima volta dovrebbe, dico dovrebbe perché non sempre succede, qualche volta può sfuggire, ma è una delle prestazioni che dovrebbe avvenire in modo automatico da parte dell'INPS nel momento in cui la persona compie i 64 anni, sempre che abbia una pensione, abbiamo detto prima, sono circa poco più di 1.100 euro al mese per averne diritto. Allora, un altro caso, ci spostiamo su Venezia, non perché sia competente Venezia, ma perché perché sono capitati da lei, noi. Prego. Sì, allora, qui si tratta di della incumulabilità della pensione di reversibilità. Cioè le pensioni di reversibilità la cui misura è il 60% della pensione che spettava al coniuge quando è venuto a mancare, subisce in relazione ai redditi
può subire delle decurtazioni che sono del 25% se si hanno altri redditi superiori a 20.000 euro, del 40% se si hanno redditi superiori a 30 e rotti mila euro, e addirittura del 50% nel caso superiore. La signora aveva una decurtazione del 50% della pensione di reversibilità, perché lavorava fino al 2000, lavorava e quindi aveva un reddito che superava, e la sua pensione di reversibilità veniva ridotta del 50%, 254 euro era quello che gli veniva pagato e 250 erano quelli che gli venivano trattenuti. Quando è venuta a farsi controllare la pensione, aveva detto: ma signora, ma lei fa sempre i fa la comunicazione, faccio i redditi, e in questo caso non aveva mai però fatto la richiesta, perché come per la 14ª di prima, se l'INPS mantiene quella situazione in cui il reddito era quello in cui lavorava nel 2020, continuava a trattenerli anche per gli anni successivi, mentre lei era andata in pensione e non aveva più un reddito così alto, gli spettava intera la pensione di reversibilità. Anche qui abbiamo fatto la ricostituzione dichiarando naturalmente tutti i redditi, chiedendo la ricostituzione. Lei è andata in pensione con la sua pensione del 2021, quindi ha smesso di lavorare alla fine del 2000, ha avuto 280 euro in più, quindi non veniva più trattenuta, diciamo, la quota di incumulabilità, e dei 2 anni e mezzo interessati ha portato a casa 9.325 euro. Chiaro. Che gli spettavano, e che però non aveva mai chiesto di applicare correttamente all'INPS la questione delle incumulabilità. Poi attenzione, 9.324,70 euro in blocco, sì, quindi non è poca cosa, certo, più 281 al mese, ogni mese, certo, ti cambia non poco l'esistenza, no, assolutamente direi. No. La reversibilità, anche questa va chiesta? È un diritto, sì, anche questo? Come tutte le pensioni, come tutte le prestazioni previdenziali, sia quelle legate alla contribuzione che quelle assistenziali, la pensione di reversibilità è una prestazione previdenziale, viene liquidata su domanda, quindi degli aventi diritto, naturalmente. Certo, quindi in questo caso il coniuge, ma possono esserci anche dei figli minori, possono esserci anche dei figli maggiorenni inabili a carico del quindi attenzione del anche agli aventi quindi diritto. Bisogna avere presente, poi ci sarà un caso appunto di un figlio che non era stato allora riconosciuto, che abbiamo fatto controllando la situazione, e abbiamo recuperato una consistente. Dopo ci torniamo, quindi state molto attenti. Un altro messaggio: consiglio a tutti di far controllare la propria pensione, perché anch'io ho recuperato 4.500 euro più un'integrazione alla pensione, poco ma va sempre bene. Insomma, caspita, qui abbiamo i numeri che incominciano a venire fuori, quindi addirittura per E non hai visto ancora niente. Perché c'è ancora cose maggiori. C'è a livello nazionale, vabbè, senza voler essere di parte, di una cifra massima che è stata recuperata? Avete qualche importante? Adesso c'è un caso dopo che lo vediamo, ecco, ma si tenga conto che grosso modo l'anno scorso in Veneto voto per pieno sono stati recuperati dal 1,5 milioni ai 2 milioni, insomma, ecco, nel senso che stiamo parlando di queste cifre. Ma lei che dentro il comitato dell'INPS vi odiano, votate le case. Hanno un sacco di buoni motivi, però no, devo dire, no, certo, poi tra l'altro devo dire perché a vostro merito che vuol dire che fate un lavoro anche importante. Sì, ma voglio dire, adesso ci sono tante persone che non fanno domande, stiamo vedendo questi casi qua, insomma, perché proprio sono stati scelti appositamente, ma la dimensione è questa che un attimo detto, e stiamo sempre parlando di persone che si sono spontaneamente rivolte al sindacato, certo, per valutare la loro posizione. Stiamo parlando di una roba che va tra 1,5 milioni e 2 milioni all'anno. Certo, sì, ma infatti sono belli importi significativi questo. L'altro caso, andiamo di nuovo con Bresolin, richiesta assegno al nucleo familiare, ovvero? Allora, questa secondo me è molto interessante, potrebbe riguardare veramente tante persone, e secondo me la signora Anna di Castelfranco, che ha scritto prima, si riferiva proprio a questa tipologia, perché
perché quando c'è un nucleo familiare fatto da un'unica persona, in questo caso si parla di una persona che è vedovo o vedova, quindi titolare di una pensione di reversibilità, ed è anche invalida, quindi ha una percentuale di invalidità del 100%, potrebbe aver diritto a un assegno al nucleo familiare per se stessa. Quando si parla di assegno al nucleo familiare, di solito si fa riferimento, o l'immagine che ci viene è quello della famiglia, quindi mamma, papà, o quindi marito, moglie. Sì, esatto. Ecco, in questo caso la cosa è diversa, il nucleo familiare è fatto solo da se stessi. Ovviamente la condizione, la ripeto, è quello di essere titolari di una pensione di reversibilità, e quindi il mio coniuge non c'è più. La mia pensione di reversibilità, dopo c'è un'altra particolarità, cioè deve derivare da lavoro dipendente. Questo poi è un altro particolare. E devo essere anche invalido. Nel caso in questione, quello che abbiamo citato qui, questa signora, anche qui di nuovo una donna, ma va bene così, non è venuta lei, è venuta il figlio, perché aveva presentato una domanda di indennità di accompagnamento perché la mamma aveva dei problemi di salute non indifferenti. L'indennità di accompagnamento nel caso specifico non era stato concesso, aveva solo un'invalidità del 100%, che però non portava benefici economici alla signora. Ecco, quel verbale era relativo ancora a 4-5 anni prima e il figlio era venuto per presentare un aggravamento. Con quel vecchio verbale in mano dal figlio, e vedendo che la signora era una signora vedova e non aveva un reddito che superava i 35.000 euro, che è il limite massimo per aver diritto a questo assegno al nucleo familiare, abbiamo presentato una domanda appunto di assegno al nucleo familiare per se stessi, andando indietro dei 5 anni e quindi facendo recuperare quei famosi 52, non mi ricordo 92. più, ecco, 52,92 euro al mese per i 5 anni indietro, portati a casa anche qui esentasse 3.333 euro per la signora. Ecco, di questi casi ce ne sono veramente tanti. Noi a Treviso abbiamo anche una buona consuetudine, quello di andare nelle case di riposo per prestare assistenza, consulenza a quelli che sono ricoverati. Lì sì, che uno non ci pensa, è vero, infatti, sì, e lì ci sono veramente tantissime, soprattutto vedove, questo è il dato di fatto, ma anche vedovi che hanno un'invalidità sicuramente almeno del 100%, questo quasi sicuramente tutti ce l'hanno, anche perché se sono ricoverati, certo, evidentemente se sono in una struttura appunto un'invalidità ce l'hanno. E queste signore, questi signori vedovi che hanno questa pensione di reversibilità, quasi nessuno è a conoscenza della possibilità di avere quei 52 euro in più. Dicono sono tantissimi al mese, ma uno intanto si porta a casa magari 5 anni di arretrati se ha questa condizione da parecchi anni. Certo. Ed è una cosa che non è conosciuta. Però bisogna essere vedovi o vedove di una persona che percepiva la pensione, che esattamente, sì, quindi titolari di una pensione di reversibilità derivante da lavoro dipendente. Che sia questo dipendente pubblico o dipendente privato non ha influenza, ma deve derivare da lavoro dipendente, e lì lo si riconosce dalla categoria di pensione. Adesso non sto qui a specificare, certo, comunque questo è importante ricordarlo. Benissimo, allora adesso andiamo a un altro caso che ci illustra Carrer, sì, ed è l'errore di calcolo della pensione. Può succedere? Sì, può succedere, e per questo è opportuno farle controllare, perché i diritti inespressi sono quelli su cui si deve fare la domanda. Questo è un caso di un errore nel calcolo della pensione. Nella nostra contribuzione nella vita di lavoro ci sono dei periodi che vengono riconosciuti con contribuzione figurativa: i periodi di malattia, i periodi di permesso, altri periodi donazione del sangue, altri periodi maternità sono riconosciuti come figurativi. Quando si va a fare il calcolo della pensione, quando si va alla pensione, gran parte dei figurativi non contano ai fini del diritto, cioè di raggiungere l'età o l'anzianità,
però quando si va a fare il calcolo invece quella contribuzione deve essere considerata nel calcolo della pensione. Qui questo signore è venuto da noi, è 1 anno e mezzo che è in pensione, aveva una pensione bassa, effettivamente una pensione nel 22 di 1260 euro. Abbiamo fatto il controllo del calcolo della pensione in questo caso e abbiamo visto che c'erano quasi 100 euro di differenza, proprio perché mancava la considerazione nel calcolo della contribuzione figurativa. Abbiamo fatto la ricostituzione, abbiamo spiegato all'INPS nella richiesta cosa mancava secondo noi nel calcolo, e poco dopo, è recente perché il 31/3/24, quindi è stata liquidata in questi giorni, l'INPS ha liquidato l'aumento della pensione e 2.500 euro di arretrati. Quindi adesso la persona si porta a casa 1.524,46 euro, insomma una cosa anziché di 1.400, una bella roba, quasi 100 euro in più, e ai 2.500 euro di arretrati. Come uno stipendio, insomma, normale, sì. Tranquillamente. Torniamo con Bresolin, questa volta parliamo della trasformazione della categoria della pensione, ovvero? Ecco, anche questa è una cosa molto particolare. Cito il caso che così magari riesco anche a spiegarmi meglio. Qui si parla di una persona che è andata in pensione ancora nel 2004 con la pensione di anzianità o la pensione anticipata, come si chiama adesso, quindi con i 40 anni di contributi, quelli che saranno stati nel 2004, e aveva 56 anni di età. Pensione di anzianità cosa vuol dire? Che è una pensione che è calcolata con tutti i miei contributi, abbiamo detto ammettiamo 40 anni di contributi, all'interno della vita lavorativa di questa persona c'erano 38 anni di lavoro dipendente e 2 anni di lavoro commerciante, quindi di lavoro autonomo. Utilizziamo tutta la contribuzione per calcolare la pensione, quindi avrò una pensione che ha 2 quote, una quota, lo ripeto, da lavoro dipendente e un'altra piccola quota da lavoro commerciante, e la persona è andata in pensione appunto anticipata. Ora, oggi, anzi nel 2023, la persona ha compiuto i 67 anni di età. Che cosa succede ai 67 anni di età? Che io ho la possibilità di applicare l'articolo 2 ter di una vecchia legge del 1974 che mi permette di trasformare il mio titolo di pensione da pensione anticipata a pensione di vecchiaia, perché ho compiuto l'età pensionabile prevista dalla normativa quest'anno. In questa occasione, in occasione della trasformazione, io posso escludere dal calcolo della pensione quei 2 anni da lavoro commerciante. Sì. Cito i 2 anni di lavoro commerciante, ma potrebbe essere anche lavoro artigiano o altro lavoro autonomo, ad esempio anche coltivatore diretto. Certo, sì, okay, sì. Purché appunto non siano considerevoli gli anni versati da lavoro autonomo. Quindi escludo questi anni da lavoro autonomo dal calcolo, mi viene ricalcolata la prestazione in data odierna. Che cosa succede? Che le retribuzioni considerate per il calcolo della pensione vengono rivalutati ai valori attuali, e la pensione nello specifico è passata da 1.419 euro che la persona prendeva ogni mese a 1.886 euro. Quindi il signore, compiuti 67 anni, fatta la trasformazione da pensione anticipata a pensione di vecchiaia con il cambio di categoria, quindi senza più considerare il lavoro autonomo, ha avuto una pensione mensile notevolmente più alta. Quindi però lui intanto dai 56 anni ai 67 è rimasto a casa e pensionato. Era pensionato a tutti gli effetti. Quindi questa sì. commutazione si può fare da pensionati una volta raggiunta l'età. Questo si fa solo da pensionati e può riguardare appunto chi ha utilizzato nella liquidazione della propria pensione anticipata anche alcuni anni da lavoro autonomo. Perché dico alcuni anni? Perché se una persona ha lavorato 30 anni come artigiano, ne ha fatto 10 da dipendente, in questo caso qui escludere 30 anni da lavoro autonomo sicuramente non mi gioverebbe la pensione, ma nel momento in cui io ho fatto la maggior parte della mia vita da lavoro dipendente e solo alcuni da lavoro autonomo, che sono
commerciante, artigiano, ma anche coltivatori diretti. Si può fare esatto, si può anche escludere questi dal calcolo, che poi non saranno buttati via, tra l'altro, perché fatto questa operazione io fra 2 anni posso chiedere all'INPS di darmi un supplemento di pensione sulla base di quei contributi che oggi ho escluso dal calcolo. Perfetto. Quindi ulteriore aumento. Benissimo, attenzione anche in questi casi qua. Andiamo di nuovo in pubblicità, sempre con noi, canale 19, abbiamo altri casi interessanti. Allora, andiamo da Carrère, riconoscimento, assegno sociale, maggiorazioni sociali, anche qui che cosa stiamo parlando? Qui il caso è di una famiglia, un pensionato di 85 anni, invalido al 100% e anche con difficoltà a muoversi. Viene il coniuge, la moglie, viene perché dice non ce la facciamo, è impossibile che questa possa essere la nostra pensione. Allora facciamo il controllo sulla pensione del signore, ci accorgiamo che da 3 anni non percepiva la 14ª, che ne aveva diritto, perché ne aveva diritto. Inoltre, siccome percepiva gli assegni familiari ma è diventato inabile e quindi è cambiata la situazione, e quindi da 10 euro diventavano 25 euro al mese, abbiamo fatto la ricostituzione per anche gli assegni familiari oltre che per la 14ª, e ha avuto per lui un 3.500 euro di arretrati con 2 annualità della 14ª e più l'aumento degli assegni al nucleo familiare. Ma vista la situazione abbiamo detto: ma lei signora ha una contribuzione, perché visto che siamo al di sotto attorno agli 8.000 euro di reddito, 8-9.000 euro di reddito, ci potrebbe essere la condizione, e vista l'invalidità del marito, per chiedere l'assegno sociale per lei. E quindi abbiamo verificato, non avevano patrimonio, non avevano soldi, sono in affitto il comune, e quindi abbiamo fatto la richiesta di assegno sociale per il coniuge, e infatti è arrivato non l'assegno sociale intero 450 euro, ma 235-240 euro, perché in parte il reddito del marito viene tenuto in considerazione. E dopo di questo abbiamo fatto anche la domanda della maggiorazione sociale, quindi i 190 euro, quindi alla fine lui ha avuto quegli arretrati che ho detto prima, lei ha avuto 2.784 euro di arretrati e non aveva niente, e adesso invece ha 449 euro di assegno sociale e maggiorazione sociale. Un'ottima cosa, bravi anche lì. Andiamo veloci che il tempo vola. Abbiamo un altro caso, il recupero dell'incumulabilità e integrazione al minimo su pensione di reversibilità, sempre più complicato, però cifre, eccole qua, sempre più alte. Qua stiamo parlando di un recupero totale di 11.770 euro. A fronte di che cosa è successo? Allora, qui un lavoratore ha 2 figli, è morta la moglie, che i figli erano ancora minorenni, il figlio maggiorenne studia all'università, e il titolare il padre, insomma, non ha fatto la comunicazione che i 2 figli, perché l'anno successivo anche la seconda figlia è andata all'università, hanno superato i 18 anni ma sono andati all'università, perché la reversibilità spetta fino ai 18 anni, certo. Però se si studia e si continua si ha diritto anche per gli anni successivi fino al massimo a 26 anni. E abbiamo vista la situazione, perché gli era arrivata una comunicazione dell'INPS che lui non comprendeva, è venuto per quello al sindacato. Abbiamo detto: ma scusi un attimo, qui perché non ha fatto la comunicazione che i figli studiano, che deve avere? E infatti abbiamo fatto la ricostituzione, gli è spettata quindi tutti gli adeguamenti del caso, e dal 2020 al 23 11.700 che non è poca cosa. Andiamo velocissimi all'ultimo caso, chiedo della regia perché il tempo è veramente tiranno, però è un caso molto interessante, l'11°, perché il recupero totale è stato di quasi 38.000 euro praticamente, quindi 540 euro al mese, riconoscimento con titolarità della pensione di reversibilità per figlio maggiorenne inabile. Sì, qui velocissimo. È un caso gravissimo, perché allora, quando è deceduto il padre, il figlio era maggiorenne, aveva un'invalidità,
In quell'occasione chi fece la domanda di reversibilità, non la nostra Inca ma un altro patronato, non richiese il riconoscimento anche per la quota con titolarità del figlio, perché lo riteneva maggiorenne e quindi non avente diritto. Noi dopo parecchio tempo la signora è venuta da noi a farci controllare la pensione, abbiamo visto questa situazione. Abbiamo naturalmente chiesto, fatto la domanda, il figlio è stato sottoposto a visite mediche, accertamenti eccetera, ma alla fine è stato riconosciuto che ne aveva diritto fin da allora e quindi con gli arretrati, in questo caso quasi 38.000 euro di arretrati. Caspita, una bella un aumento di 500 erotti euro. Quindi adesso si porta a casa invece che 1.860 euro ben 2.400 euro al mese, certo, insomma, certo, che è una bella, anche questa è una bella soddisfazione. Sì, certo. Grazie. Ci mancherebbe soltanto un caso, ma non abbiamo proprio tempo, quindi la battuta di chiusura, segretario. Sì, solo per... Vediamo le sedi intanto a video, prego. Sì, appunto le sedi, perché oggi qua abbiamo diciamo i riferimenti di Treviso e Venezia, ma tutte le sedi caso che di trovate dire appunto sono ai telespettatori che in ogni sede, Padova, Vicenza, Verona, Belluno e Rovigo, ci sono rappresentanti del Senato pensionati che fanno la stessa identica attività. Una battuta finale per dire che probabilmente avanti col tempo, con le nuove tecnologie, forse l'INPS potrebbe cominciare a incrociare i dati e quindi diciamo consentire alle persone di fare meno ricorso alle richieste individuali, ma avere qualche sistema automatico. Adesso insomma diciamo la tecnologia consente di fare anche alcune operazioni qualche anno fa non erano. Quindi speriamo che la cosa si avvii. Come avete visto stiamo parlando di cifre ragguardevoli che in molti casi cambiano la condizione materiale di quella persona e di quella famiglia, quindi non stiamo parlando di stupidaggini, insomma. Assolutamente. Quindi sarebbe utile che si cominciasse a ragionare appunto un percorso di questo ma intanto noi facciamo il nostro. Ecco. Esatto, allora grazie allo SPCGL, grazie ai nostri ospiti Massimo Cestaro, Silvia Brisolin, Pier Giorgio Carrera di essere stati qui con noi, grazie a voi di aver partecipato, rivedete la puntata, ci sono tanti casi, ci sono tanti altri che non abbiamo avuto modo di raccontarvi. A questo punto andate presso le sedi, fatevi controllare la vostra pensione, male non fa. Buon proseguimento, grazie.